Grazie Tina, grazie all'amica Maria Trentin che mi ha invitato. Questo doveva essere, come ha detto Tina, il primo intervento, quindi in parte dalle cose che mi ha detto Maria cercherò un po' di rimodularlo e chiedo scusa sin d'ora se qualche passaggio viene, come dire, ripreso e riproposto dopo che era stato fatto dal professor Carrera e dall'amica Livia Turco. Allora, mi sembra che stare in questa sala dedicata a Tina Anselmi sia un posto giusto per parlare dei diritti delle donne e per parlare a partire dal titolo che ho dato a questo mio intervento, il Novecento delle donne, la faticosa strada dei diritti. Ecco, poi voi potreste utilizzare altri sinonimi, accidentata, difficile, però la strada dei diritti, non solo dei diritti delle donne, ma in generale dei diritti, come ben sapete, dei diritti delle minoranze, dei diritti in generale, è una strada molto faticosa. Io l'ho definita in molti miei interventi, in passaggi, negli scritti di questi anni, una sorta di strada zigzag. Che cosa significa? Cioè una strada in cui faticosamente vengono conquistati i diritti, alcuni diritti che ci sembrano inalienabili, e proprio quei diritti inalienabili talvolta vengono messi in discussione, vengono aboliti e si ricomincia, lo dicevamo prima con Maria, forse non si ricomincia mai del tutto, ma comunque si va avanti e indietro, e la strada dei diritti delle donne è particolarmente impervia. Io avevo scelto, in genere uso la parola racconto, ma mi piaceva proprio perché siamo qui nella sala Tina Anselmi. Vi faccio vedere questa immagine che è abbastanza... ecco. Allora, lo scorso anno, con un percorso faticoso e molto lungo, è durato più di 5 anni, abbiamo intitolato nella città in cui vivo, Torino, un giardino in periferia, perché voi sapete che le intitolazioni alle donne spesso non sono mai intitolazioni a strade, a luoghi, a giardini centrali, perché nel centro delle città gli spazi e i luoghi sono prevalentemente dedicati agli uomini. Allora abbiamo individuato un giardino molto, molto grande in periferia e l'abbiamo dedicato a Tina Anselmi. Sono bastati pochi giorni perché la targa che diceva prima donna ministra e partigiana, perché abbiamo scelto queste due categorie attraverso cui rappresentarla. Prima donna ministra, voi sapete che è stata ministra della salute, prima ministro perché allora, poi vedete i ritorni della storia, anche oggi si ritorna a usare, a declinare diciamo le appartenenze al maschile, ma allora era d'uso. Se voi vedete le immagini di Tina Anselmi quando viene nominata ministro del lavoro e poi nel 78 ministro della sanità, è l'unica donna con un parterre di uomini. Sono bastati pochi giorni perché una svastica imbrattasse. Ecco, questo ci dice che come dire, la svastica, non abbiamo bisogno di significare questa immagine, è come dire, uno sfregio molto, molto forte. È lo sfregio alla partigiana, ma anche alla donna che ha lottato per i diritti delle donne. E immediatamente dopo io postavo come risposta a questa immagine questo libro del 19 che prova a raccontare
Tina Anselmi, In mezzo ai fiori. Perché? Perché io penso che la gentilezza sia una categoria attraverso cui rispondere e non l'aggressività che fa partire un loop di odio. L'odio, siamo a pochi giorni lo dicevamo prima con Tina, dalle celebrazioni della giornata della memoria. Chi come me sin dai primi anni ha partecipato alle iniziative comincia a pensare che talvolta queste giornate dedicate che fanno parte oramai del calendario civile del nostro paese, sono talvolta ricorrenze vuote o svuotate. Io per esempio da anni non partecipo più alle celebrazioni dell'8 marzo perché ritengo che l'8 marzo è una data desueta, che bisogna ripensare all'8 marzo, che le mimose che vengono regalate dai colleghi, insomma, non ci rappresentano più, anche se talvolta noi non sappiamo che cosa ha rappresentato il simbolo delle mimose. Proprio qualche giorno fa ricorreva l'anniversario della nascita, ve ne avrà parlato forse Livia Turco, di una delle madri costituenti. Voi sapete che anche qui si declina il concetto dei costituenti in padri e madri. Anche qui forse varrebbe la pena ripensare la definizione, però usiamo ancora questa finché non ne abbiamo inventata un'altra. Tra le 21, sono pochissime le donne che partecipano al processo della costruzione dello Stato e della realizzazione della Costituzione, c'è una giovanissima donna che si chiamava Teresa Mattei. Non so se ne avete mai sentito parlare. Teresa è una giovanissima donna, ha fatto il liceo classico a Firenze e aveva 16 anni, pensate all'età, ecco, questo a me colpisce molto. Il suo professore nel 1938 introduce le leggi razziali, che io chiamo anche razziste perché le leggi del 38 sono leggi profondamente razziste, sostenendo che la razza italiana è una razza superiore, affine a quella germanica, e che c'è una razza che va combattuta nel nostro paese, che è la razza ebraica, considerata, voi sapete, inferiore e via discorrendo. Teresa si alza e dice davanti alla classe e al professore: io non posso accettare questo. Viene espulsa dal liceo di Firenze e da tutte le scuole del Regno. Viene espulsa da tutte le scuole del Regno perché ha detto no. Teresa diventerà partigiana insieme al fratello e al padre, è una famiglia antifascista, verrà incarcerata, verrà torturata e violentata in carcere. Questa esperienza sarà un'esperienza fortemente traumatica per lei e sarà la più giovane deputata del Parlamento. La voglio ricordare per due cose perché mi sembrano molto significative. La prima è che nel 1948 decide con altre donne di pensare che l'8 marzo deve avere un fiore per ricordarlo e propone la mimosa. Ecco, vedete, 1948 la mimosa, lì aveva un valore molto forte perché era pensata era il primo fiore della primavera, era un fiore molto luminoso, giallo, eccetera. Pensate allo svuotamento tanti anni dopo, alla commercializzazione di questo fiore che comunque resta un fiore meraviglioso. La voglio ricordare per un'altra cosa, perché siamo oggi a parlare del tema dei diritti e del contesto in cui questi diritti vengono pensati, ripensati, aboliti e si lotta per la riacquisizione di essi. Teresa ha una relazione con un uomo sposato.
è una cosa abbastanza comune anche nel 1948, ma non c'è ancora la legge sul divorzio. Da quest'uomo sposato lei ha un bambino, quando la pancia comincia a vedersi, il segretario del suo partito, lei era una militante del Partito Comunista, pensa bene di chiamarla e di dire: Teresa, forse non è bene che tu continui, e suggerisce di fare quello che avrebbe dovuto fare una donna per bene, di abortire, perché non può una deputata dello Stato italiano presentarsi in Camera, alla Camera dei Deputati, incinta. Lei si rifiuta e dice: sarò la deputatessa. Ecco, questo è un altro passaggio interessante. Allora si usava questa declinazione: sarò la deputatessa di tutte le ragazze madri d'Italia. Avrà questo bambino, lo alleverà da sola, e poi, quando la legge sul divorzio verrà approvata, Teresa Mattei convolerà alle nozze con questo compagno di tutta una vita. Ecco, per dirvi come nel corso del tempo alcune cose che in quel momento acquisiscono un significato molto forte poi talvolta vengono svuotate di contenuto. Noi oggi forse possiamo condividere il fatto che per noi l'8 marzo è una data desueta, che dobbiamo ripensare anche alle altre date del calendario civile. Pensate al 25 aprile, pensate al giorno della memoria, pensate, siamo qui vicino a un'area detta di confine, pensate al dibattito, e non oso pensare cosa sarà nelle prossime settimane, il dibattito intorno al giorno del ricordo, che ricorda, tra virgolette, la tragedia non solo delle foibe, perché unanimemente viene riconosciuta come la tragedia delle foibe, ma la tragedia dell'emigrazione forzata di tanti istriani che non accettarono di, come dire, vivere in un paese che era poi diventato un paese a dominio comunista. Però forse da queste date dobbiamo ripartire per dire esattamente questa cosa che dicevo all'inizio. La faticosa Henri De Luca parla in un bellissimo libro di molti anni fa, che è una raccolta di suoi scritti. Allora scriveva, era editorialista dell'Avvenire. Ecco, vedete anche qui com'è singolare una figura come Henri De Luca che scrive su un quotidiano cattolico. E c'è un bellissimo articolo in cui parla di derive e digressioni. Io penso che le strade il percorso di emancipazione, ecco, cominciamo a introdurre un'altra categoria, il percorso di emancipazione delle donne è fatto di derive, di viottoli, di digressioni. Cosa vuol dire? Di strade laterali che poi rientrano nel lungo cammino, che è quello su cui noi oggi, ma anche negli altri incontri, avete posto lo sguardo, il Novecento. Allora c'è un'altra bellissima immagine che vi voglio trasferire. Siamo nel 1938, siamo ai confini tra la Spagna e la Francia. Come voi sapete, la Spagna è insanguinata da una guerra civile che vede l'esercito di Franco combattere contro le brigate internazionali repubblicane per la difesa, anche qui con grandissime contraddizioni interne, eccetera. Molti intellettuali, poeti, scrittori, artisti si schierano a favore delle brigate repubblicane,
tra queste due figure molto importanti a cui io ho sempre guardato con grande ammirazione. Una è una delle più grandi filosofe del Novecento, si chiama Maria Zambrano, forse qualcuna di voi ne avrà sentito parlare. Con Hannah Arendt, diciamo, sono le due grandi, Edith Stein, ecco, forse queste sono le tre grandi donne filosofe che hanno accesso per la prima volta all'insegnamento nelle università, perché come voi sapete la lunga strada dei diritti fa sì che anche dentro le università le donne non potessero in alcuni casi studiare, in altri casi laurearsi, in altri casi appunto insegnare. Queste tre donne insegneranno in università prestigiose. Maria Zambrano, insieme alla sorella e alla madre molto anziana, la sorella si chiama Raceli, la madre molto anziana decide che è giunto il momento di lasciare questo paese. Zambrano lascerà la Spagna, lascerà l'Europa, emigrerà a Cuba, in molti altri paesi, poi ritornerà in Europa, vivrà in Svizzera, poi a Roma, eccetera. Ritornerà in Spagna solo dopo la caduta del franchismo e c'è un passaggio che anticipo molto bello: quando rientra in Spagna scende dall'aereo e bacia la terra dicendo a chi le chiede che sensazione ti fa ritornare in Spagna dopo quasi 50 anni, la Spagna l'ho sempre portata con me, perché chi lascia in realtà non lascia mai, lo sapete voi venete, no, nei percorsi di emigrazione. Ma cosa fa nel 1938? Fa questo gesto simbolico che diventerà uno dei gesti simbolici della sconfitta repubblicana in Spagna. Porge il braccio a un anziano poeta che si chiamava Antonio Machado, forse avrete letto poesie straordinarie. Una di queste che proprio Antonio compone nel lasciare la Francia verso la Spagna è il famoso Caminante no hay camino, il cammino si fa camminando, ed è esattamente quello che io vi offro oggi. Il cammino si fa camminando, solo camminando, e quindi passo dopo passo, in questo caso specifico del nostro incontro oggi, le donne possono, camminando, non correndo, cioè il passo è il passo del giorno dopo giorno. Allora, noi oggi, questa è un'immagine fortissima, noi oggi lasciamo un attimo il nostro paese, guardiamoci, proviamo a offrire uno sguardo internazionale. Sappiamo che in molti paesi proprio i diritti delle donne sono fortemente negati, e per il riconoscimento dei loro diritti, mentre noi siamo qui a raccontare, a parlare, sedute al caldo, eccetera, ci sono donne che vengono torturate, incarcerate, uccise. Certamente Donna, Vita, Libertà vi evoca immediatamente la condizione delle donne iraniane. Tutte noi abbiamo, molte di noi, in questi mesi simbolicamente abbiamo scelto di tagliarci una ciocca di capelli. Ecco, provate a immaginare in quel paese, cioè basta togliersi la jihad, il foulard, il velo, eccetera, perché la polizia morale, ecco, anche qui le parole hanno un senso. Cosa vuol dire la polizia morale? Vuol dire che c'è, no, un istituto che valuta la moralità delle donne. Qui potremmo aprire capitoli infiniti su che cosa vuol dire la moralità. Ecco, in quel paese
le donne sono considerate amorali solo perché fanno vedere i loro capelli. Voi sapete che simbolicamente nella storia i capelli delle donne sono considerate, ognuna di noi cura i propri capelli, perché il capello è, come dire, un simbolo di femminilità, perché la cura dei capelli, di erotismo, di